Luca, quando ho visto nel tuo nuovo video della tua nuova canzone apparire Brian May, ho detto wow, un veneziano, voce dei nuovi Queen, più o meno. È quello che hanno pensato i fan di Brian May, in realtà non è così. Quanto amore c'è. Luca, come nasce questo progetto? How long can I breathe? Stavamo io e Cariellis registrando il brano Forever. Brian May ha sentito la canzone e si è subito offerto per suonarla. Ha detto questa la suono io. Always together. Che poi quando entra lui con questa chitarra è proprio È un suono inconfondibile. pazzesco. Lo sai che usa la monetina al posto del Ah, plettro? Usa una moneta, un penny. Un penny, non un euro. No. Un penny. Luca Minnelli tenore nasce da un incontro con Jennifer Sanavio, che è la mia manager, e dopo avermi sentito cantare mi ha proposto di lavorare anche per il grande pubblico. La mia famiglia è sempre stata una grande appassionata di musica lirica. Mia madre fin da bambino mi faceva subire le opere liriche, cantava continuamente. Mio papà barbiere, non di Siviglia, ma stranamente con il negozio in via Rossini a Mestre, e appassionato per lo più della grande opera di Rossini, Barbiere di Siviglia. Fin da bambino sentivo queste canzoni che mi risuonavano costantemente nelle orecchie e dicevo, ma anch'io sono capace di cantare così. E ci provavo. E così è nata la passione. I will be by your side. I will follow you. Luca, questo è un pezzo fortemente internazionale, quindi immagino una promozione in tutto il mondo. La promozione è già partita ed è sicuramente in tutto il mondo. Seguirà anche un altro singolo e poi seguirà l'album che uscirà penso tra marzo ed aprile. Devo dare una nota di un'altra grande composizione che è un brano di Francesco Sartori, che è il compositore di Con te partirò, e sarà un'altra grande canzone. Un'altra bella canzone. Allora facciamoci un brindisi a Forever, rosso. Buongiorno Mattino. Buongiorno Mattino.